Buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Buongiorno da Emanuela Corsi. Con Emanuela leggeremo insieme i quotidiani, vedremo anche alcune delle notizie chiaramente che abbiamo trattato anche nei nostri telegiornali. Cominciamo proprio con le notizie di cronaca. Di ieri nel tardo pomeriggio la notizia che il comune di Paternò è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. La decisione è arrivata dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno. Vediamo e sentiamo i particolari. Il comune di Paternò in provincia di Catania non ha più un'amministrazione. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Viminale, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale e l'affidamento della gestione dell'ente per la durata di 18 mesi a una commissione straordinaria. Decadono anche sindaco e assessori. La notizia non arriva del tutto a sorpresa. Lo scioglimento per infiltrazioni mafiose è stato disposto dopo la relazione della commissione prefettizia. L'accesso ispettivo al comune era stato disposto in seguito all'operazione antimafia Atena condotta dai carabinieri nell'aprile del 2024. Operazione che in città aveva fatto scattare un'indagine che aveva prospettato il coinvolgimento anche del primo cittadino e di altri soggetti legati all'amministrazione oggi imputati per voto di scambio politico-mafioso. Siamo certi, afferma Nino Naso, che i nostri atti amministrativi sono stati sempre improntati al rispetto della rigorosa osservanza delle leggi e della legalità. Il provvedimento del Consiglio dei Ministri non ci coglie di sorpresa, ma conferma che nonostante la correttezza dell'azione amministrativa si possono operare scelte politiche, conclude Naso, che danneggiano un'intera comunità. Di certo la decisione del Consiglio dei Ministri, oltre che sul piano amministrativo e giudiziario, pesa anche sugli equilibri politici. E allora, vediamo subito dai giornali questa notizia che in qualche modo era attesa. Era attesa perché si erano insediati degli ispettori un anno fa proprio per capire cosa stesse accadendo nel comune di Paternò dopo un'operazione, l'operazione Atena. Allora, vediamo la Sicilia che apre proprio con questa notizia: Paternò, comune sciolto per mafia, gli affari dei clan nella zona grigia, decisiva la relazione appunto prefettizia, adesso arriveranno i commissari. Il sindaco parla di odio politico. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Viminale, ha disposto lo scioglimento del comune di Paternò per infiltrazioni mafiose, decisiva appunto la relazione prefettizia sui legami tra clan e amministratori. Ora in arrivo una commissione straordinaria. Il sindaco Naso parla di astio e odio politico. Fratelli d'Italia prende le distanze e il PD attacca. Oggi c'è anche un editoriale su questa notizia di Mario Barresi, la capitale del potere, allegoria di un'isola, proprio in riferimento a Paternò, che viene definito il comune italiano a più alta densità di potere politico, ma anche quello con una dispersione scolastica da record nazionale, che subisce per la prima volta nella sua storia l'onta dello scioglimento per mafia. La più alta densità di potere politico, perché sono tanti i rappresentanti politici che oggi occupano dei posti di prestigio che proprio hanno origini paternesi. Andiamo a vedere all'interno: Paternò sciolto per infiltrazioni, la pagina più buia della storia. Ieri appunto il decreto in Consiglio dei Ministri. E poi andiamo ancora a vedere la Gazzetta del Sud, quindi le altre testate. Mafia, sciolto il Consiglio Comunale di Paternò, la decisione del governo alla luce della relazione della commissione d'accesso. E ancora vediamo se ci sono altre pagine dove possiamo trovare questa notizia. Ecco qua, siamo su Repubblica. Il sindaco è imputato, sciolto il comune di Paternò per infiltrazioni mafiose. Tutto nasce, come dicevamo, da questa indagine amministrativa che è stata attivata dopo l'operazione Atena, il blitz dei carabinieri condotto nell'aprile 2024, che aveva scoperchiato possibili interferenze della criminalità organizzata nelle dinamiche politiche cittadine. Tra gli imputati figurava proprio il primo cittadino di Paternò, Nino Naso.
Bene, grazie Emanuela. Adesso siamo alla Commissione Antimafia che ieri a Palermo ha parlato e ha chiuso, diciamo, la sua relazione sulla vicenda delle concessioni dei lidi di Mondello da una società italo-belga. La richiesta alla Regione è quella di fermare queste concessioni, di revocarle. La richiesta dovrà arrivare comunque alla Regione. Infatti poi in serata ha risposto anche il Presidente Schifani dicendo che se ne occuperà l'avvocatura proprio della Regione. Ma ci sono altre notizie che riguardano il governo Schifani, la Regione in particolare, come la mozione di sfiducia. Allora sentiamo questo servizio di Manlio Viola. Dalla relazione dell'antimafia sulla italo-belga alla mozione di sfiducia nei suoi confronti, fino ad ora sono soltanto annunci. Liquida così il governatore Renato Schifani le due questioni degli ultimi giorni, rispondendo ai giornalisti a margine dell'evento di Sicindustria che ha visto arrivare a Palermo il presidente nazionale degli industriali di Confindustria Orsini, il ministro Urso, il sottosegretario Sbarra. Sulla italo-belga non esiste ancora una relazione trasmessa formalmente al governo della regione da parte della commissione antimafia. Quando arriverà sarà girata all'avvocatura che dovrà valutare quello che è un atto amministrativo a tutti gli effetti. La guarderemo con attenzione, ma sarà l'avvocatura regionale a occuparsi di atti amministrativi perché è giusto che sia così. Sulla mozione di sfiducia invece Schifani parlerà solo in aula per dire la propria idea politica, ma le firme ancora non ci sono e la stessa mozione non risulta neanche presentata. Sono stupito di questo, ho letto le agenzie poco fa, sul sito dell'agenzia le firme non ci sono, ci saranno sicuramente, però ieri hanno fatto la conferenza stampa senza le firme, le raccoglieranno, quindi attendiamo la raccolta delle firme e poi faremo la nostra parte, come è giusto farla, faremo il nostro dovere, però diremo il nostro pensiero politicamente in aula, perché io in questi casi parlo nei luoghi giusti, parlerò in aula e dirò il mio pensiero. Parlando agli industriali, il governatore racconta invece di una Sicilia che cresce e delle misure inserite in finanziaria per sostenere ulteriormente lo sviluppo, che dice è un gioco di squadra da fare con attenzione alle esigenze della grande industria. Beh, non mancano in questi giorni le questioni politiche, le tensioni, le polemiche, c'è di tutto davvero alla Regione. Allora vengo da te Emanuela per partire evidentemente dalla vicenda del caso della società italo-belga e poi chiaramente andremo a sentire anche altro, immagino. Sì, abbiamo sentito intanto la risposta di Schifani, ma facciamo un passo indietro, vediamo sui giornali cosa ha chiesto la commissione appunto antimafia. Italo-belga, la Regione revochi la concessione. La decisione della commissione antimafia dell'Ars è dunque ufficiale: revocare la concessione di Mondello alla società italo-belga, da decenni titolare dei lidi della più famosa spiaggia palermitana. L'accusa è di aver infranto il codice che regola l'esternalizzazione di servizi delle concessioni balneari, ma nel documento i commissari individuano anche alcune falle nel controllo da parte dell'amministrazione regionale sia su Mondello che sulle concessioni balneari in tutta l'isola. Tutto nasce anche da una denuncia del deputato Ismaele Lavardera, ma poi c'è anche di più. A proposito di questa esternalizzazione, italo-belga aveva affidato, si è scoperto, i servizi a GM Edil, società il cui titolare è sempre un dipendente della stessa italo-belga, ma è anche uno dei parenti del boss Genova. Quindi sono emerse delle cose che hanno acceso i riflettori dell'antimafia. Andiamo a vedere anche vediamo Repubblica Palermo, in antimafia sì allo stop per l'italo-belga con i voti di Forza Italia, chiesta all'unanimità la revoca della concessione demaniale a Mondello, ora i fari puntati sulle altre spiagge della Sicilia. E ancora vediamo, siamo sulla Gazzetta del Sud, l'antimafia, revocare concessione demaniale. Adesso siamo alla cronaca perché ieri c'è stata un'altra operazione, stavolta della Guardia di Finanza, per quanto riguarda i collegamenti marittimi e le società di navigazione, a finire nell'occhio, diciamo nell'attenzione sotto i riflettori degli investigatori, la società ancora una volta Liberty Lines. Complessivamente sono 48 gli indagati e allora vediamo in questo servizio il punto delle indagini.
Compariranno tra lunedì e martedì davanti al GIP di Trapani e Massimo Corleo le 9 persone per le quali la Procura ha chiesto l'applicazione delle misure cautelari nell'ambito della maxi inchiesta che vede coinvolta la compagnia di navigazione Liberty Lines che opera nei trasporti veloci sulle rotte che collegano la Sicilia alle isole minori. Sono manager, amministratori e ufficiali della Capitaneria di Porto indagati a vario titolo per i reati di corruzione, falso, frode nelle pubbliche forniture, rivelazione di segreti d'ufficio, attentato alla sicurezza della navigazione. Gli indagati sono 48, comprese 2 società di navigazione. Oltre alla Liberty Lines anche la SNS, società realizzata dagli armatori Morace e Franza per acquisire dalla regione la dismessa compagnia Siremar. Il nome di Franza però non compare tra gli indagati. Compariranno dinanzi al GIP lunedì Alessandro Forino, Anna Alba, Giancarlo Licari, Ferdinando Morace e il sottufficiale della Capitaneria di Porto Elio Maniglia. Martedì sarà la volta di Marco Dalla Vecchia, Gennaro Cotella, Gianluca Morace e Nunzio Formica, tutti della Liberty Lines. L'indagine della finanza, coordinata dalla Procura, è scattata nel 2019 ed è arrivata sul tavolo del GIP nel dicembre 2024. Un faldone di 4.000 pagine. L'invito a comparire invece è dello scorso 14 novembre. Ancora una volta, dietro i collegamenti veloci navali tra la Sicilia e le isole minori, emerge così uno scenario fatto di gravissime complicità. Obiettivo: lucrare il più possibile sui fondi pubblici messi a disposizione dallo Stato e dalla Regione. Dalla Procura di Trapani fanno sapere che l'inchiesta e l'esecuzione dei sequestri non ferma l'attività di navigazione indispensabile per garantire i collegamenti tra le isole minori e i porti della Sicilia. È stato per questo nominato un collegio di amministratori giudiziari composto da 2 dottori commercialisti e un avvocato. Allora, torniamo da Emanuela per questa nuova inchiesta. Vediamo l'apertura del giornale di Sicilia, aliscafi, accuse e maxi sequestro, mezzi obsoleti spacciati per nuovi e corse fantasma, Liberty Lines nel mirino della Procura di Trapani. Ci sono 48 persone indagate, come abbiamo sentito nel servizio, ma intanto vediamo che i collegamenti con le isole non subiranno interruzioni nonostante questa vicenda appunto giudiziaria. Andiamo a vedere anche la Gazzetta del Sud, la Liberty Lines sotto sequestro, titolo di apertura, inchiesta della Procura di Trapani, 48 indagati e 9 richieste di misure cautelari. All'interno invece di Repubblica a Palermo leggiamo: navi guaste non segnalate, sequestrata Liberty Lines, truffa da 100 milioni di euro. La Procura di Trapani chiede di arrestare l'AD e altre 8 persone. I PM corrotti 2 militari della Capitaneria con assunzioni e biglietti. Gli indagati sono 46 tra armatori e dirigenti. Le avarie non comunicate alla Regione riguardano il periodo 2021-2022. I punti: intercettazioni e controlli su tutta la flotta delle isole minori. Allora, vediamo le prime segnalazioni. L'inchiesta di Trapani è nata dalla verifica di alcune segnalazioni di avarie a bordo degli aliscafi della flotta appunto Liberty Lines. La procura, diretta da Gabriele Paci, ha incaricato gli investigatori del nucleo di polizia economico-finanziaria di Trapani di mettere sotto intercettazioni le utenze di alcuni indagati. E poi leggiamo ancora: un marinaio sul traghetto che andava riparato, io cristiani a morire non ne porto, avrebbe detto. Quindi insomma è emerso un quadro abbastanza inquietante per quanto riguarda il trasporto marittimo appunto operato da questa società. E poi andiamo a vedere anche sulla Sicilia la mega truffa del mare, scrive il quotidiano: i comandanti non devono scrivere le problematiche. Sequestrata la Liberty Lines e la società di navigazione, sono 46 gli indagati, tra loro 2 Morace, appunto proprietari della società, tra manager e ufficiali. Grazie Emanuela, siamo adesso all'arresto avvenuto a Catania dopo un corteo pacifico che si era trasformato in una vera e propria guerriglia urbana. È successo il 17 maggio scorso, sono stati accertati dei fatti molto gravi. I protagonisti di queste violenze, come detto, sono 2 manifestanti. Vediamo il servizio.
Vedete tutti quegli ombrelli che punteggiano il corteo? Eppure il 17 maggio scorso a Catania non pioveva. Striscioni ombrelli servivano da paravento per un veloce cambio d'abito. In coda al corteo che manifestava contro il DDL sicurezza, 200 persone circa, un gruppetto lasciava gli abiti civili per indossare tute nere e cappucci integrali, quasi una sorta di divisa da guerriglia urbana che di lì a poco infatti si scatena. Eccoli in azione lungo il percorso del corteo da Piazza Santa Maria del Gesù a Piazza Stesicolo. Prendono di mira negozi, alberghi, palazzine, passanti scappano impauriti, ma l'obiettivo principale è il carcere. A Piazza Lanza si registrano gli episodi più gravi organizzati: petardi, bombe molotov e fuochi d'artificio lanciati ad altezza uomo, ma anche sassaiole con pietre frantumate sul posto. Esponenti dell'area anarco-antagonista li definisce la Procura di Catania, che stamattina ne ha arrestato 2, il catanese Luigi Bertolani di 33 anni, trovato in un casolare alla periferia della città, e Gabriele Venturi di 22 di Brindisi. Un terzo è ricercato all'estero, altri 13 sono indagati. 2 facce del diritto di manifestare, una legale e pacifica, l'altra dei professionisti della violenza di piazza, anche in trasferta. Uno era già stato arrestato durante un corteo no ponte. Sembra che passino in secondo piano i contenuti della protesta, perché sia che sia come è successo a Messina, contro il ponte, piuttosto che per un'altra causa, diciamo, l'obiettivo di queste persone è solamente uno: quello di attaccare i rappresentanti dello Stato. Sembrano irriconoscibili, ma la Digos guarda e riguarda i video. Sono stati colti alcuni importantissimi particolari quasi impercettibili grazie all'occhio degli operatori della sezione antiterrorismo della Digos, che ha consentito l'identificazione certa dei 3 soggetti. L'accusa è di devastazione e saccheggio. Il catanese è accusato anche di lesioni a un funzionario di polizia e di rapina per aver sottratto la paletta di servizio ad un vigile urbano. Emanuela, torniamo da te. Vediamo su Repubblica Palermo, si infiltrarono nel corteo 2 in manette a Catania. Gli arrestati, che fanno parte dell'area anarco-antagonista, approfittarono della manifestazione pacifica per provocare danni e feriti. Come abbiamo sentito, la fase clou, la tensione sarebbe esplosa a Piazza Lanza, punto sensibile per la vicinanza al carcere, con lanci di pietre, petardi, bombe carta e bottiglie incendiarie preparate prima della manifestazione, che avrebbero colpito appunto gli agenti schierati. C'è ancora una notizia di cronaca, ancora dunque arresti. Stavolta è stata smantellata dai carabinieri un'organizzazione che controllava alcune piazze di droga, in particolare tra Librino, Mister Bianco e San Giovanni Galermo. Il gruppo aveva anche una considerevole disponibilità di armi. Parco Giochi era il nome della chat di gruppo utilizzata dai 10 indagati, 8 finiti in carcere e 2 donne, ai domiciliari nell'ambito di un'operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Giarre su delega della Procura di Catania. Parco Giochi era anche la piazzetta di San Giovanni Galermo dove i 10 indagati accusati di far parte di un'associazione finalizzata al traffico di droga e detenzione e porto illegale di armi e munizioni si riunivano. L'indagine prende le mosse nel maggio 2023 dal verificarsi 2 attentati incendiari ai danni di 2 ditte edili nel comune di Santa Venerina. Le indagini, attraverso le intercettazioni telefoniche ambientali, hanno accertato l'esistenza di un'associazione che controllava lo spaccio di cocaina, crack, hashish e marijuana in almeno 4 piazze dislocate nella periferia di Catania, tra Librino, San Giorgio e Mister Bianco, che facevano riferimento a 2 capi: Carmelo Palermo, di 31 anni, e Alessandro Caffarelli, di 27 anni. Alcuni degli indagati erano affiliati al clan Cursoti milanesi, appartenenza che ostentavano orgogliosamente con il simbolo identificativo della squadra di calcio del Milan nell'abbigliamento e con gli adesivi nelle auto. La pericolosità dell'organizzazione è dimostrata anche dalla considerevole disponibilità di armi cripticamente definite cugini all'interno delle intercettazioni, di cui facevano sfoggio in chat quando si doveva organizzare una spedizione punitiva. Le armi e la presenza costante nel territorio poi servivano per accreditarsi nel contesto criminale delle periferie agli occhi degli altri gruppi rivali. L'organizzazione dirimeva controversie, come nel caso del pestaggio di un topo d'abitazione che aveva sconfinato, e imponeva estorsioni con il metodo del cavallo di ritorno. Gli introiti dell'associazione ammonterebbero a circa 3.000 euro al giorno. Ad ogni partecipante poi veniva garantito uno stipendio di circa 600 euro a settimana. La cassa comune provvedeva poi all'assistenza degli associati anche in caso di arresto.
Allora Emanuela, torniamo da te e chiudiamo anche il segmento di rassegna dedicata alla regione siciliana. Intanto vediamo questa notizia sulla prima pagina della provincia di Catania della Sicilia, i simboli della squadra del Milan per chiarire la loro appartenenza, azzerate 4 piazze di spaccio tra San Giorgio, Librino e Mister Bianco, ci sono 10 arresti. Restiamo su questa pagina per vedere altre notizie. Intanto la viabilità che supera i test di medicina a Catania, nel tratto compreso tra via Santa Sofia e la circonvallazione, impiegati 11 pattuglie e 22 agenti, ma vedremo tra poco nella rassegna stampa nazionale che ci sono delle novità a proposito di questi test di medicina di ieri. E poi intanto, restando sempre a Catania, un'altra brutta notizia per gli automobilisti: da lunedì chiusura serale per San Gregorio sulla tangenziale ovest, lavori in vista. Ancora nel taglio alto di questa pagina, a Giarre, la Confcommercio chiede maggiori controlli dopo il colpo che è stato fatto nel centro commerciale Conforame. Poi a Lingua Glossa, scontro tra 2 auto sulla strada statale 120, un 25enne ferito gravemente. Vediamo la prima pagina della Sicilia, abbiamo già visto naturalmente l'apertura dedicata al caso appunto dello scioglimento del comune di Paternò, ma vediamo anche l'inchiesta a Trapani per quanto riguarda la Liberty Lines. E poi alla regione, questo caso ARPA, cacciato il biologo artista, adesso c'è il figlio del dirigente. Gino Berigheli, figlio di Calogero, dirigente ARPA, prende il posto del biologo artista Ignazio Cammalleri. Vediamo anche la prima pagina di Palermo, sempre della Sicilia, vediamo zone rosse. Tra tanti dubbi, la criminalità si sta spostando. I residenti dei luoghi fuori dal perimetro lamentano pochi controlli. Quindi ancora il tema della sicurezza a Palermo, che andiamo a vedere a pagina 24. Zone rosse, dubbi e proteste, criminalità che si sta spostando. Chiesti più controlli appunto negli altri luoghi che non sono attenzionati e controllati in maniera capillare dalle forze dell'ordine. Vediamo la prima pagina di Repubblica a Palermo, anticorruzione contro la regione, bocciata la gara sull'Eli Soccorso, la delibera dell'ANAC, sono illegittime le continue proroghe d'emergenza concesse dal 2021, nuova tegola sull'amministrazione alle prese con gli scandali nella sanità, rischio sanzioni, quindi l'anticorruzione che si muove contro la regione anche su questo caso. E poi vediamo al Teatro Massimo, annullato lo sciopero, si alza il sipario sulla prima, quindi protesta rientrata, scusate. Vediamo anche la prima pagina della Gazzetta del Sud, abbiamo già visto l'apertura, vediamo altre notizie. Vediamo nel taglio alto ospedale di Milazzo, il ricorso dell'ASP ai medici pensionati. È previsto dalla legge, quindi ancora carenze di personale, si cerca di correre ai ripari come meglio si può. A Messina l'aggressione al liceo di una ragazzina da parte di altre coetanee. Il sindaco Basile, identificata una delle ragazze autrici del pestaggio. E poi vediamo l'ultima prima pagina. È il Giornale di Sicilia, abbiamo già visto l'apertura dedicata appunto a questa inchiesta sulla Liberty Lines, ma vediamo invece questa notizia, questa iniziativa: trasferirsi in Sicilia pagando metà tasse. In finanziaria una norma destinata agli stranieri contro lo spopolamento che prevede l'IRPEF scontata del 50% appunto se qualcuno deciderà dall'estero di trasferirsi nella nostra isola. Anche una casa fra le altre cose. Certo, chiaro. Ma sai, tanti stranieri effettivamente hanno riscoperto soprattutto quei borghi, sai, fantasma ormai diventati, dove le case addirittura venivano vendute simbolicamente ad €1. Tanti stranieri sono stati richiamati da queste iniziative. Grazie Emanuela, fra poco torniamo da te, vedo già sui nostri monitor le immagini che arrivano da via Vincenzo Giuffrida a Catania, la giornata è uggiosa, strade bagnate, traffico intenso in entrata in città, dunque a Catania. Da via Vincenzo Giuffrida adesso andiamo a vedere la situazione
in prossimità del Tondo Gioieni. Eccolo qui, il traffico è particolarmente diciamo congestionato, mi pare di capire, proprio sullo snodo del Tondo Gioieni in direzione Ognina, per intenderci, mentre invece sembra più fluida la situazione in direzione Policlinico, in direzione Mister Bianco. Adesso vi facciamo vedere, anzi non vedere, perché la situazione è questa, non c'è l'Etna stamattina nei nostri monitor, perché come vedete la nostra telecamera non riesce a mostrarlo, la causa nuvole che si muovono anche con una certa velocità. Le immagini sono abbastanza chiare, c'è qualche goccia di pioggia che di tanto in tanto arriva sulla nostra telecamera. Quindi da questo punto di vista l'osservazione dalla città di Catania, comunque dal catanese, non vediamo l'Etna. Vediamo se riusciamo a vederla invece da Taormina. La situazione è pressoché analoga o quasi, nuvole che diciamo sul vulcano si addensano. Questo significa che insomma la perturbazione sta per arrivare anche sulla nostra regione. Ci sono state anche precipitazioni nelle prime ore del mattino. Ci fermiamo per il momento, fra poco saremo di nuovo insieme, rassegna stampa con i quotidiani nazionali con Emanuela Corsi. Insieme a Buongiorno Sicilia, torniamo ai quotidiani, quelli nazionali. Emanuela. Sì, Angelo, allora partiamo dal Corriere della Sera. In primo piano c'è questo piano per la pace in Ucraina che suscita l'ira di Zelensky. Parlo con Trump, queste le parole appunto del presidente. Il leader di Kiev è spiazzato dal piano. Putin siede su un water d'oro, non pensa ai soldati. Ucraina, ma anche l'Unione Europea contro questa bozza appunto di questo piano di pace di Russia e Stati Uniti. La Casa Bianca: lavoriamo a proposte accettabili per le parti. Un piano costituito da 28 punti. Ex segreto studiato da Russia e America per porre fine al conflitto in Ucraina che non piace appunto all'Europa e né tantomeno a Kiev, che si troverebbe a cedere territori che l'esercito di Mosca non ha conquistato sul campo. Ieri pomeriggio Zelensky ha potuto esaminare da vicino il documento americano e si è detto pronto a discuterne con Trump e ha annunciato che presto lo vedrà. Intanto attraverso Kaja Kallas Bruxelles alza la voce: servono l'Europa e Kiev perché la pace funzioni. Quindi insomma tutti gli attori devono essere coinvolti appunto in questo piano di pace. Vediamo le altre notizie. In Italia ieri vertice di maggioranza per alcuni punti della manovra. Il vertice però non scioglie questi nodi. Giorgetti parla di prudenza. Sul tema affitti brevi si punta a riportare al 21% la cedolare secca che secondo la prima bozza doveva essere innalzata al 26%. Resta l'IVA ridotta per il terzo settore. Tanti nodi però, dicevamo, ancora da sciogliere. La prudenza del ministro Giorgetti. E poi dicevo prima che avremmo parlato dei test di medicina di ieri, ma non per la viabilità, ma perché sono a rischio. I quesiti infatti erano sui social. Medicina, test a rischio, il MUR pronti ad annullarli. Circolate sui social alcune foto dei quesiti degli esami per l'accesso alla facoltà di medicina prima della fine della sezione. E adesso lo stesso MUR minaccia pronti ad annullare le prove di chi le ha postate. Tutte le immagini dei test per l'accesso a medicina, odontoiatria e veterinaria erano finiti in rete e saranno trasmesse dal Ministero agli atenei affinché possano essere individuati questi responsabili. Ancora si parla del caso Report, dell'inchiesta sulla garante della privacy. Arrivano le prime conseguenze. Garante si dimette. Chi indagava sulla talpa, via il segretario generale Angelo
Fanizza, dimissioni al garante della privacy, ma a lasciare non è il collegio che appunto è finito nel mirino della trasmissione di Rai 3, ma il segretario generale appunto Fanizza. Nessuna spiegazione ufficiale, ma ciò che si intuisce è che potrebbe essere ricaduta sul dirigente la responsabilità di un'indagine interna troppo invasiva avviata sui dipendenti proprio per cercare le talpe che avrebbero dato le informazioni alla trasmissione Report su quello che avveniva, soprattutto sui rapporti tra i membri del garante della privacy e alcuni esponenti politici e soprattutto alcuni partiti. Vediamo la fotonotizia dedicata invece alla calcio, alla nostra nazionale. Ieri sono stati sorteggiati, è stata sorteggiata la squadra che dovrà incontrare l'Italia ai playoff. Italia la strada per i mondiali, Gattuso possiamo farcela, l'Italia che sfiderà l'Irlanda del Nord, poi eventuale finale con Galles o Bosnia. Qui ti faccio la domanda: che squadra è l'Irlanda del Nord? È una squadra che ha tanto agonismo da un punto di vista tecnico, probabilmente, perché bisogna sempre utilizzare il condizionale, forse è un gradino al di sotto dell'Italia, ma in queste partite non si può mai sapere come finisce. L'incognita non è tanto l'Irlanda, che si può superare perché giochiamo in casa, l'Italia giocherà in casa, però la finale, quella che poi dovrebbe dare il ticket per l'accesso ai prossimi campionati mondiali, dai quali manchiamo, ricordiamo, da 2 edizioni, sarà una tra Galles e Bosnia, e in entrambe le circostanze comunque l'Italia giocherebbe la partita decisiva fuori casa. C'è un'ultima notizia sul Corriere della Sera che riguarda un fatto di cronaca: ergastolo per il vigile che uccise la collega. A Bologna è arrivata la sentenza per questo vigile che aveva appunto una relazione extraconiugale con questa collega molto più giovane di lui e alla quale ha sparato uccidendola. Vediamo la Repubblica di oggi: Kiev e Unione Europea, no al piano degli Stati Uniti, Zelensky vedrò Trump. Vediamo anche domani: Ucraina, Trump umilia Zelensky, l'Unione Europea nessun patto senza di noi. Il Manifesto scrive si può affare, e vediamo appunto i 2 leader che avrebbero studiato questo piano, Putin e Trump. Consegnato a Kiev il piano in 28 punti, ma il progetto russo con firma americana affida il Donbass a Mosca, disarma l'Ucraina, lascia il conto all'Unione Europea. Con Zelensky schiacciato tra il fronte che cede e le inchieste, Trump e Putin provano a dividersi le spoglie della guerra. Il Riformista parla addirittura di proposta indecente, assurdo e inaccettabile. Kiev riceve il piano di pace, Trump e Putin d'accordo per spartirsi la preda, l'Unione Europea valuta l'utilizzo dei beni russi congelati. Se abbiamo ancora qualche secondo, Angelo. Sì. Allora, vediamo il resto del Carlino. Anche qui appunto il caso del piano di pace, ma vediamo caos medicina. Prima prova d'esame con protesta per 55.000 studenti di medicina. Durante il test appunto sono circolate sui social le foto dei quiz scattate con i cellulari. Il Ministero avvisa ai responsabili sarà annullata la prova, ma vedremo se si fermerà solo ai responsabili questo provvedimento da parte del Ministero. Poi volevo andare a vedere una notizia che è molto curiosa. Il Giorno: vestito come la mamma per riscuoterne la pensione. Accade a Borgo Virgilio. Ora, è una storia macabra, ma alla fine fa anche sorridere. La donna era morta 3 anni fa. Il corpo era in cantina. Il figlio ha occultato il cadavere della madre per poter riscuotere appunto la sua pensione. C'è stato un piccolo problema, che la donna doveva rinnovare la carta d'identità, e allora il figlio cosa ha pensato di fare? Di vestirsi da donna, pensando di poter ingannare insomma il dipendente comunale, e che chiaramente ha capito che si trovava di fronte ad un folle, insomma, un uomo che si era vestito da donna pensando di poterla fare franca, e poi è stato smascherato. Grazie Emanuela. Altra sosta per noi, poi il primo ospite della mattinata. Buongiorno Sicilia.
Allora, eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Adesso in studio mi ha raggiunto l'avvocato Ignazio Danzuso. Buongiorno avvocato. Buongiorno a lei. Vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania. Stamattina, avvocato, parliamo di un tema che è molto delicato perché è arrivato il via libera dalla Camera, adesso si attende il passaggio poi al Senato, del nuovo provvedimento di legge, quello che modifica l'articolo 609 bis del Codice Penale che riguarda il reato di violenza sessuale. Contiene, diciamo, delle novità sostanziali importanti e introduce, fra le altre cose, questo principio che del consenso libero è attuale proprio durante un rapporto. Sì, in buona sostanza il 609 è stato modificato, nel senso che hanno aggiunto un primo comma, quindi il vecchio primo comma diventa sostanzialmente secondo comma, in base al quale sono tre le ipotesi, chi compie, chi fa compiere o chi fa subire atti sessuali ad una donna o comunque al partner senza un consenso che deve essere volontario ed attuale, e allora commette un reato che peraltro prevede una pena molto molto severa. Il secondo comma è rimasto sostanzialmente inalterato, ma è stata aggiunta una parte, nel senso che si va a tutelare la parte che in qualche modo presenta una particolare vulnerabilità, quindi la particolare vulnerabilità della persona offesa. Ovviamente qua il problema più grosso è il problema del consenso, cioè questa norma in qualche modo ha recepito quelle che erano state le indicazioni della Convenzione di Istanbul e che molti paesi in realtà hanno già adottato, da ultimo la Francia, che addirittura è arrivata a sostenere, questo si dice, che è arrivata a sostenere che non è sufficiente, cioè non si richiede il dissenso, è proprio chiesto il consenso. Da noi questo consenso come deve essere? Intanto deve essere esplicito e volontario, cioè in buona sostanza non vi possono essere dei comportamenti ambigui. Deve essere attuale, e qui secondo me è il banco di prova più complicato, deve essere attuale nel senso che deve durare durante tutto il rapporto, dunque il partner, ovviamente la mente va alla donna, essendo fisicamente la parte meno forte, ma la norma comunque tutela il partner, deve continuare a voler quel rapporto per tutta la durata, quindi in buona sostanza deve essere libera ad un certo momento di dire basta. Da ultimo deve essere volontario. Volontario ovviamente cosa vuol dire? Cioè non deve essere oggetto di una costrizione. In realtà da noi in qualche modo questa norma era già prevista, o meglio non proprio così, ma erano già punite le condotte di colui il quale approfittava di una donna ubriaca o di una donna drogata, o il cosiddetto freezing, cioè la donna che si blocca. Quindi già in qualche modo queste previsioni c'erano già. Ovviamente questo cosa sta comportando? Noi, è vero, l'Italia ha fatto un passo in avanti da un punto di vista, cioè sta adottando una visione molto più moderna, appunto più vicina alle indicazioni del Parlamento europeo, e che in qualche modo pone, ed è giusto che così sia, la donna o comunque il partner più debole, perché ripeto si pensa alla donna, al centro, cioè ognuno di noi deve essere assolutamente libero ad un certo momento di dire no, io non voglio, io la voglio finire qua. E in effetti, perché qual è stata l'idea? Quella di superare una visione che a giudizio di qualcuno era miope, cioè partire soltanto dalla costrizione. Quindi adesso non si punisce solo la costrizione, sia essa fisica o sia essa morale, ma si punisce in qualche modo qualsiasi forma che incide sulla manifestazione del proprio libero pensiero, cioè di decidere se fare o se non fare, cosa fare e cosa non fare. Questa Avvocato, è stato un primo passaggio quello della Camera dei Deputati, adesso questa norma passa al Senato e sappiamo che nel nostro Paese, perché una norma possa essere licenziata, deve avere esattamente le stesse virgole, gli stessi punti, le stesse parole, deve essere uguale. Il bicameralismo porta a questo. Però adesso io vedo l'aspetto processuale, cerco di capire anche da un punto di vista processuale. Se la norma non dovesse essere modificata, se la norma dovesse restare questa, così come ce l'ha descritta lei, da un punto di vista processuale, che cosa cambia, che cosa succede? Allora, guardi, io ho letto un po', questa norma è stata decantata in toni trionfalistici, ed è vero. È effettivamente una rivoluzione copernicana, è sicuramente un passaggio culturale molto molto importante, e vorrei che fosse chiara una cosa: da uomo Ignazio Danzuso è assolutamente d'accordo. Ignazio Danzuso ritiene, come è giusto che sia, che una donna debba essere libera di decidere quello che deve fare, ci mancherebbe altro. Mia moglie deve essere libera anche durante un rapporto di dirmi basta, anzi di farmi comprendere in qualche modo che non vuole continuare, quindi se io non ho la certezza del suo consenso devo smetterla, questo sgombriamo il campo. Tuttavia da giurista, e così mi avete chiamato, francamente ho delle perplessità,
perché ho letto da qualche parte che secondo qualcuno sarà sufficiente che una donna vada a denunciare il fatto dicendo io non ero d'accordo e tanto basterà perché si addivenga una sentenza di condanna, a meno che non sarà l'uomo a dimostrare da cosa ha desunto non solo il consenso libero e volontario, ma anche attuale, dunque durante tutto il rapporto. Questo è un modo di porre la norma, di porre la questione, secondo me fuorviante e dannoso tanto per la persona offesa, tanto per chi viene accusato. E peraltro mi permetto di dire che non funziona così. Il nostro rimane un sistema inquisitorio, non si può pensare che si invertano i termini. Indubbiamente bisogna prestare la massima tutela, ma un procedimento penale non funziona così, non può funzionare e non funzionerà così. Per carità, grazie a Dio, la nostra magistratura sarà sicuramente in grado di specializzarsi, di comprendere se è vero o meno, ma questa visione semplicistica, francamente, secondo me, non fa giustizia, non fa onore alla giustizia. Io immagino che si continuerà a parlare proprio di questi aspetti nelle settimane, nei mesi a venire. Lei faceva riferimento alla valutazione proprio della prova del consenso, certo. Come accertare questa prova del consenso, che sarà davvero complicato. Ma è chiaro, io senza volere ironizzare, perché è un argomento sul quale lungi dal potersi appunto ironizzare, e tuttavia mi viene da pensare che è chiaro che il consenso è a forma libera. Qualcuno, ironizzando, ripeto, secondo me in maniera sbagliata, fanno girare format e quant'altro. Ovviamente quella è un'ironia assolutamente becera che io respingo, però di contro effettivamente diventa complicato. Cioè io mi medesimo, sia o domani dovessi assistere una persona offesa la quale mi racconta un fatto del genere, per carità io le dirò vai a denunciare il fatto e io ti starò accanto fino alla fine, ma non potrò dirle è sufficiente questo e certamente verrà condannato, perché in realtà ci sarà un procedimento. Dall'altra parte, ove dovessi assistere l'indagato, anche lì è complicato andare a assistere in una situazione del genere, perché mi dovrebbe lui, secondo quella concezione di qualcuno, dimostrare di avere un consenso. Dico, francamente, mi sembra un po' di difficile attuazione per come la si è posta. Poi, ripeto, sicuramente la magistratura saprà trovare e l'avvocatura saprà trovare i giusti correttivi, almeno questa è la mia visuale. Un ultimo aspetto, quelli che saranno gli effetti concreti poi sulla tutela delle vittime. Secondo lei si aumentano, diciamo, le tutele? Guardi, si aumentano nella misura in cui la donna non dovrà più appunto dimostrare di essere stata costretta, di avere subito violenza di qualsiasi tipo essa sia. Diciamo che si allevia questo aspetto. Si allevia e lo diciamo, si amplia. Perché diciamo che è davvero complicato, poi sappiamo, in aula dover dimostrare, dover dire determinate cose, dover raccontare determinate cose. Su questo indubbiamente questo, torna a ripetere, il massimo rispetto per chi subisce quello che io ritengo essere il reato più odioso del codice penale, quindi questo, ripeto, sgombriamo il campo. Però se questo avrà un impatto, francamente ce lo potrà dire solo il tempo, nel senso che probabilmente nei numeri avrà un impatto, ma che poi quei procedimenti perverranno dove si auspica, nel caso in cui la denuncia sia assolutamente vera, francamente ho delle perplessità, perché ripeto, l'attuazione pratica in un processo, in una aula di giustizia, francamente non sarà così semplice. Spetterà agli operatori di trovare il modo per farlo nel migliore appunto modo possibile. Avvocato, io le chiedo un'ultima cosa prima di salutarci, considerato che i tempi sono sempre molto serrati. Lei si immagina che al Senato ci possono essere delle correzioni, Guardi, nel senso, correzioni in un senso o nell'altro, cioè o inasprire oppure in qualche modo, non dico depotenziare, ma rendere più morbido questo tipo di norma? Io non credo che il problema sia renderla più morbida, perché comunque secondo me la pena, pur severa, prevista per questo tipo di reati è assolutamente corretta, perché ripeto, chi si macchia di un reato tanto brutto, tanto odioso, deve subire la giusta pena. Il problema, quindi ripeto, non è depotenziarla, anzi se fosse possibile io la potenzierei. Io mi pongo un quesito, non mi riferivo alla pena, ma mi rispettivo a dei correttivi rispetto a quelli che l'impalcatura. Andrebbe specificato un po' meglio, cioè andrebbe compreso materialmente come un domani il giudice, e quindi poi l'avvocato che dovrà difendere l'una o l'altra parte, dovrà recepire quel consenso, dovrà ritenere che in qualche modo vi sia stato appunto quel consenso che, torniamo a ripeterlo, deve essere non solo libero e volontario, ma soprattutto attuale. E lì secondo me sarà il vero banco di prova sull'attualità, perché mi chiedo, come dire, come si farà, sarà certamente complicato, ma speriamo bene. Allora, io intanto aspettiamo che la norma venga
venga licenziata anche dal Senato, che diventi legge dello Stato. Lì capiremo se ci sono stati dei cambiamenti di rotta, se c'è stato un cambiamento soprattutto nell'ultimo termine che lei ci diceva che deve essere attuale, certo. Questo consenso. Però il fatto che abbiamo registrato è che c'è una convergenza da un punto di vista politico, bipartisan, assolutamente tutti concordi con questa norma che, come lei diceva prima e sottolineava, allinea il nostro paese al resto dell'Europa, alla Convenzione di Istanbul, e quindi diciamo che l'Italia si mette al pari, con quella che è la norma su questi reati odiosi, orribili, infamanti, mi passi anche il termine, questa mattina. Ne discuteremo quando la norma sarà approvata, magari avremo, perché poi sappiamo che la legge poi serve anche all'attuazione di questa legge. L'attuazione pratica della norma, esattamente. Non c'è dubbio. Grazie per essere stato con noi, all'avvocato Ignazio Danzuso, che è vicepresidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania. Ci fermiamo, fra poco parleremo di altro, sempre a Buongiorno Sicilia, restate insieme a noi. Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Anche la giornata di venerdì 21 novembre su buona parte della nostra penisola sarà interessata da un vortice di bassa pressione responsabile di una certa instabilità. Ombrelli dunque a portata di mano. Anche la Sicilia sarà marginalmente coinvolta. Principalmente saranno le province più occidentali con fenomeni a carattere sparso. Le temperature non avranno variazioni significative, ma soffierà una vivace ventilazione a rotazione ciclonica. Le temperature diurne, come vi anticipavo, appunto senza grandi variazioni, resteranno su valori piacevoli per il periodo, anche prossimi ai 20-21 gradi in alcune località. Nella giornata di sabato invece si approfondirà la zona di bassa pressione proprio sull'isola, determinando nel corso del pomeriggio sera un peggioramento considerevole, fenomeni localmente anche di moderata o forte intensità, ventilazione in ulteriore intensificazione dai quadranti occidentali così come il Motondoso, e anche le temperature questa volta perderanno qualche grado. Con questo per il momento è tutto, ulteriori dettagli come di consueto sull'app di Trebi Meteo. Altro ospite, altro tema, adesso parliamo del caro voli che inevitabilmente in questo periodo dell'anno, buongiorno intanto a Carmelo Calì per essere con noi, affrontiamo. Presidente nazionale di Confconsumatori, nomina che è arrivata da poco, fra le altre cose. Poco più di un mese. Diciamo che le nostre congratulazioni per questa diciamo importante carica. Allora, parliamo di caro voli, abbiamo detto prima. È un tema ricorrente perché a un certo punto si mette in moto questo meccanismo che è fatto da una legge di mercato, chiamiamola così, dettata da determinati algoritmi che leggono chiaramente qual è la domanda e allora che cosa bisogna fare in risposta a questa domanda. Questo è il quadro, cioè non è che ci sono altre situazioni, il problema è che anche le compagnie low cost, che prima che nascono per favorire in qualche modo, per dare più concorrenza al libero mercato, si allineano a questa legge di mercato. Ma diciamo, condivido che il giudizio che è l'algoritmo che determina molte volte il prezzo, però dobbiamo essere chiari, le carte le distribuisce il fattore umano, perché la questione adesso deve essere affrontata seriamente, quindi è certamente la volontà di proseguire in una logica folle di aumento dei prezzi rispetto alla quale fino ad oggi non si è voluto dare un impulso significativo per trovare delle soluzioni. Le soluzioni che fino ad oggi sono state adottate hanno dimostrato nel campo di non essere delle soluzioni adeguate. Lo avevamo detto. Cioè non bastano i bonus per compensare, sono solo palliativi. Quando sono entrati, diciamo, noi avevamo salutato positivamente i bonus, però dicendo a una condizione, che si tratti di una misura temporanea in attesa di affrontare il vero problema e risolverlo. Ora, questa è stata un'esperienza che ha confermato come in Italia
non c'è niente di più definitivo del provvisorio. I bonus continuano ad essere, non è stato affrontato il vero problema, le tariffe continuano ad essere altissime, quindi le compagnie continuano a stabilire prezzi in maniera spropositata e quindi lo stesso bonus, per quanto importante, per quanto significativo, costituisce una sorta di rimborso marginale che non risolve il problema. Allora adesso dobbiamo affrontare il vero problema, perché il bonus non sono stati un'esperienza che negativa, non hanno risolto il problema, quindi adesso bisogna parlare. Allora, uno dei nodi centrali per quanto riguarda comunque la Sicilia, e di questo stiamo parlando, probabilmente è la continuità territoriale. Allora, questa è una nostra battaglia da sempre. Sul quotidiano della Sicilia nel 2013 Tony Zermia mi fece una lunga intervista in cui il titolo del giornale, piace sempre ricordarlo, continuità territoriale o vittime di monopoli, che esprimeva, diciamo così. Ecco, noi abbiamo sempre sostenuto la continuità territoriale, ci hanno anche accusato di condurre battaglie di retroguardia. Noi siamo convinti invece che questa sia la soluzione perché va a incidere su quelle che sono attenzione, la continuità territoriale nasce come uno degli strumenti attraverso i quali al cittadino passeggero viene garantito il diritto alla mobilità, che è anche costituzionalmente garantito. Ci siamo, quindi è una norma di derivazione europea, c'è un regolamento, però dobbiamo essere chiari. Da questo punto di vista la continuità territoriale bisogna metterla in campo, perché solo la continuità territoriale può bloccare questo fenomeno di aumento spropositato dei prezzi. Io non capisco perché... Faccio l'avvocato del diavolo, ma la continuità territoriale si sposa con la libera legge di mercato? E questo con la libera concorrenza, diciamo certamente, infatti il regolamento comunitario ha previsto appunto che la continuità territoriale va in deroga a quelli che sono gli aiuti di Stato e garantisce la libera concorrenza allo stesso modo. Quindi è chiaro che noi ci troviamo di fronte a una situazione in cui la libera concorrenza viene garantita in ogni caso, perché la continuità territoriale va in regime, diciamo, di monopolio a una compagnia soltanto in seconda battuta. In prima battuta, quando c'è l'offerta, questa è data questa opportunità a una o più compagnie, dice il regolamento. Quindi è chiaro che se si decide di dare la continuità sulla Sicilia non c'è soltanto una compagnia, ci possono essere più compagnie che possono aderire e presentare la loro offerta. Poi se nessuna compagnia presenta l'offerta, allora vi è una gara e chi se la aggiudica apre il regime di monopolio. Quindi se c'è una compagnia che non partecipa in prima battuta secondo quelle che sono le condizioni fissate, è chiaro che questa compagnia si è già autoesclusa, ma non è che può lamentarsi che poi non c'è la concorrenza. Tra l'altro appunto la continuità dà a questa compagnia quella che viene chiamata una compensazione finanziaria per garantirgli, diciamo, quelli che sono i costi per fare la tratta e anche un guadagno congruo a quello che sia liceo. Quindi qua perché proprio questo è il guadagno giusto che avrebbe dovuto avere da quella tratta. Oggi non si possiamo parlare di guadagno. Allora parliamo proprio delle tratte, perché abbiamo degli esempi. Il momento critico è diciamo quello più complicato ad oggi, attenzione quando andiamo in onda, dal 20 di dicembre al 7 di gennaio, che rappresentano praticamente i giorni immediatamente prima delle feste, subito dopo la festa. Quindi chi vuole, chi volesse, chi desiderasse rientrare in Sicilia da Milano, da Roma, da Bologna, da Torino, si trova a vedere questi numeri che adesso io brevemente do. Faccio un esempio: Milano-Catania 19-22 dicembre, i prezzi sino al 2-5 gennaio oscillano tra i 400 e i 450 e i 415 euro andata e ritorno. Questo cosa significa? Significa che se una persona, e questa è la cifra, ma se una famiglia che volesse rientrare, incominciamo a essere fuori dal budget. Va meglio su Milano-Palermo perché il prezzo si aggira tra i 280 e i 320 euro, leggermente meglio. Da Roma la situazione
ad oggi devo dire che è abbastanza contenuta, perché un Roma-Comiso-Catania, attenzione, 120-130 euro andata e ritorno, un Roma-Catania-Fontanarossa, tra i 90 e i 100 euro. Fino ad oggi, diciamo, i prezzi, fatta eccezione per la prima tratta, cioè la Milano-Catania e il Milano-Palermo, tutto sommato sono sostenibili, anche se il Torino-Palermo arriva sino ai 380-400 euro. Questa è la situazione, insomma, una famiglia che deve affrontare un viaggio di rientro per ritrovare i cari, per ritrovarsi per le feste, comincia a essere pesantino. Questo significa impedire di fatto alle persone di tornare in Sicilia o partire dalla Sicilia per andare a trovare i propri cari che vivono in un'altra realtà territoriale. Noi dobbiamo renderci conto che questo, l'abbiamo già detto in passato anche, lo ribadiamo, è un abuso di posizione dominante da parte delle compagnie. Perché? Perché non è necessario essere in regime di monopolio perché ci sia un abuso di posizione dominante. Per quelle che sono le pronunce che vi sono state in materia, è sufficiente che la compagnia, approfittando di condizioni quali possono essere queste, consegue un guadagno che sotto altre condizioni non avrebbe avuto. Quindi è chiaro che da questo punto di vista noi, a questo punto, visto che su questa faccenda c'è stata una sordità totale, presenteremo una risposta all'antitrust, all'autorità garante della concorrenza al mercato, chiedendo che venga avviata un'istruttoria su abuso di posizione dominante da parte di tutte le compagnie che operano in Sicilia, perché di questo stiamo trattando. E da un punto di vista invece strettamente normativo, quali sono, se ci sono, degli strumenti? Gli strumenti ci sono, bisogna utilizzarli. Lo strumento, l'unico strumento per dare uno stop a questo flagello è la continuità territoriale. Ci sono le condizioni, allora bisogna mettere in atto le azioni conseguenti, perché sarebbe facile obiettare che il bonus viene dato sul presupposto della continuità territoriale, però è una sorta di continuità territoriale, diciamo, ibrida, per come abbiamo visto. Allora, la continuità territoriale deve essere netta, bisogna soltanto capire che bisogna percorrere questa strada. Io non capisco perché in tutti questi anni questa strada non è stata percorsa. Attenzione, da qualsiasi governo della Sicilia, perché l'impulso parte dal governo della Sicilia, che deve dare l'impulso a questa cosa, perché fino a oggi nessuno ha voluto, forse perché si vanno a toccare tasti poco. Si è tanto parlato nei mesi scorsi, qualche mese fa in realtà, di questa continuità territoriale che entrava a far parte della Costituzione, che diventava di fatto, diciamo, una garanzia, non si poteva, ma in realtà poi non c'è stato questo sviluppo. Però c'è un elemento, in questi giorni si sta parlando dell'effetto positivo che la continuità territoriale adottata su Comiso sta avendo successo. Tanti passeggeri stanno ricorrendo alla prenotazione di voli su Comiso, eccetera. Allora questo che significa? Che la continuità territoriale funziona. Allora perché a Comiso si può fare e a Catania e a Palermo non si può fare? Allora ci devono spiegare queste cose, perché qual è il motivo che osta a questa cosa. Quindi allora adesso bisognerebbe, perché altrimenti noi staremo qui a parlare sempre di questo problema che certamente si aggrava durante il periodo delle festività, ma qualsiasi esse siano, però attenzione, ricordiamoci che questo problema resta comunque su tutto l'arco dell'anno, cioè non è, anche durante l'arco dell'anno molte volte acquistare dei biglietti diventa quasi improponibile, e quindi questa non è una questione, è giusto che tutti noi, sia voi che noi, lo affrontiamo in questi periodi e lo solleviamo in questo periodo. Dobbiamo però percepire che è un problema di 365 giorni l'anno e quindi bisogna affrontarlo da questo punto di vista. La continuità territoriale sarà la nostra battaglia dei prossimi mesi.
Grazie allora per essere stato con noi questa mattina Carmelo Calì, che è il neo presidente nazionale di Conf Consumatori. In bocca al lupo per questo vostro lavoro. Ci fermiamo adesso, è un osservatorio molto importante il vostro, la difesa di tutti noi consumatori. Allora ci fermiamo, un po' di una breve sosta e poi vedo già collegato Don Fortunato Di Noto con noi e fra pochissimo saremo insieme a lui. Restate qui su Buongiorno Sicilia. E allora, come annunciato prima della sosta, c'è con noi Don Fortunato Di Noto. Buongiorno, grazie per essere con noi stamattina. Buongiorno a voi, grazie a voi. Ricorderete, e sottolineo ancora una volta, il fondatore dell'associazione Meter, che oggi ha un riconoscimento importante anche dall'Agcom, che è l'autorità per le garanzie nella comunicazione, una qualifica direi significativa, quella che viene data a Meter come segnalatore attendibile e importante. Don Fortunato. Sì, molto importante perché dalla delibera, sono 9 pagine di delibera, hanno fatto veramente una delibera molto approfondita sulla nostra realtà associativa che viene definita direttamente pionieristica in Italia e in Europa. In effetti è 30 anni che non ci occupiamo nel mondo del web, di internet, per quanto riguarda la tutela e la violenza dei minori in questo mondo così delicato, così trasversale, così importante oggi per tutti. E quindi di conseguenza avere questo riconoscimento per il lavoro diligente e accurato che noi facciamo ogni giorno nel monitoraggio della rete, anche e soprattutto in collaborazione strettissima con le forze dell'ordine, particolarmente con la Polizia Postale, non solo italiana ma anche estera. Questo ci permette in questo riconoscimento un ulteriore servizio autorevole, credibile e soprattutto concreto che Meter fa per la tutela dei minori. Veramente per noi è stato un grande privilegio questo riconoscimento, che rientriamo anche nell'ambito prettamente europeo di associazione come segnalatorio attendibile, e questo dimostra che tutto il lavoro che abbiamo fatto, che devo dire la verità spesso ci hanno un po' messo in difficoltà, perché qualcuno diceva vabbè, ma è troppo esagerata la segnalazione, troppi numeri. Ecco, questa invece è la dimostrazione che il lavoro che fa Meter da 30 anni da questa nostra bella Sicilia per tutto il mondo, a tutela di tutti i bambini del mondo, ha una valenza molto importante, significativamente importante, perché il mondo digitale e la violenza che c'è nel mondo digitale in tutte le sue forme, particolarmente legate ovviamente ai minori, dalla privacy, dalla questione legata all'adescamento, al cyberbullismo, al bullismo, alla pedofilia, alla pedopornografia, alla pornografia minorile, a tutto ciò che riguarda la violazione dei diritti fondamentali della persona, ma in questo caso dei minori. Ecco, Meter con questo riconoscimento ha una valenza in più e una forza in più, perché ci permette di poter maggiormente incidere nella tutela dei minori. Chiedo scusa, Don Fortunato, le volevo evidenziare come questo riconoscimento arriva anche sulla base anche di quelle che sono le vostre capacità anche tecniche, quindi significa che siete nelle condizioni di poter intercettare, grazie anche alla collaborazione, come diceva lei, delle forze dell'ordine, di intercettare comunque questi operatori illegali della rete e quindi in qualche modo vi proponete come un soggetto diciamo importante con cui confrontarsi, attendibile, come diceva prima lei, quindi c'è per voi, come dire, una grande soddisfazione, ce l'ha detto lei, però a questo punto significa che si può fare qualcosa, c'è qualcosa da poter fare, c'è la possibilità di allargare questa rete, c'è la possibilità di intercettare questi farabutti, questi mascalzoni, questi criminali, queste persone che fanno del male
poi a soggetti, fondamentalmente i bimbi più piccoli sono quelli che vengono soprattutto, diciamo, utilizzati in rete per scopi che non voglio definire questa mattina. Ma certamente, cioè il servizio, io lo voglio chiamare più servizio che non lavoro, il servizio a tutela dei minori da parte dell'associazione Meter, che non è un vanto, tutti quanti si vanti nel buon Dio, come si dice, nel Signore. Poi a noi interessa l'operare, aiutare concretamente i minori, le famiglie, soprattutto che si rivolgono all'associazione Meter, anche attraverso il centro di ascolto. Questo dimostra, questo riconoscimento, la possibilità di lavorare bene, ma lavorare bene su questi fenomeni. Allora qui il problema, mi ricordo in un tavolo interistituzionale dove noi facciamo parte anche comunque, siamo parte attiva nell'Osservatorio Nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, in quello del cyberbullismo e del bullismo, in quello delle famiglie, quindi noi siamo parte molto attiva a livello nazionale e anche internazionale. In tutti i tavoli, quando arrivano norme, direttive, ecco, c'è anche la mano forte, ecco, della nostra associazione con i nostri professionisti che sono cresciuti nell'ambito di questa realtà associativa da giovani che ora sono diventati veramente punti di riferimento per la tutela dei minori. Stavo dicendo, sì, l'attendibilità è fondamentale, è necessaria, perché il fenomeno, stavo dicendo proprio riguardo al tavolo interistituzionale, per giunta lo diceva anche i dirigenti della Polizia Postale, non è un gioco da ragazzi, cioè non è un fatto perché abbiamo letto un libro e parliamo di pedofilia e di pedopornografia, no, qui c'è un'azione concreta, attiva, incisiva, anche di esperienza. Noi è 30 anni che monitoriamo la rete e in 30 anni abbiamo superato, mi permetta se lo dico, più di 160.000 segnalazioni in tutto il mondo, che significa milioni e milioni, decine di milioni di immagini, di video, di social, di adescamenti. Abbiamo, per quanto sia stata possibile, fatto un'azione concreta, 24-27 meglio, operazioni nazionali e internazionali contro la pedocriminalità, perché si tratta di criminalità, non è un problema legato al piacere di qualcuno perverso per giunta, no, qui stiamo parlando di vere e proprie organizzazioni che devono essere trattati come a livello proprio criminale e i bambini, ahimè, sono i soggetti più deboli, più fragili, a cui io rivolgo anche un appello alla famiglia, deve attivarsi sempre di più, di non sottovalutare questi allarmi, questi messaggi che spesso arrivano per una maggiore tutela, maggiore sicurezza. Se abbiamo veramente dentro di noi il bene dei bambini, dobbiamo investire in risorse, in informazione. Vediamo quello che state facendo stasera, vi ringrazio di cuore in questa finestra che mi state offrendo, è un servizio importantissimo perché le famiglie o chi anche mi sta ascoltando sappia che Meter è dalla vostra parte se vi trovate in difficoltà, è dalla vostra parte per quanto riguarda il nostro piccolo o grande intervento che possiamo fare insieme a tutte le istituzioni in rete, perché da soli non si può fare nulla. Grazie Don Fortunato, grazie davvero per questo suo intervento questa mattina a Buongiorno Sicilia. Continuate a lavorare in questo senso, questo spero sia, ci auguriamo, sia il primo di tanti altri riconoscimenti per l'opera che state facendo e che continuate a fare con grande voglia, con grande tenacia, contro magari molte volte scetticismo, come diceva lei prima, in qualche modo che c'è attorno. Grazie, buon lavoro ancora per essere stato con noi a Buongiorno Sicilia. Adesso noi cambiamo tema, ma Buongiorno Sicilia è anche questo, cioè saltare da un tema più, diciamo, profondo a qualcosa di più leggero, a guardare gli astri. Adesso andiamo con Marco Amato, parte la nostra sigla. È venerdì, come sempre, come ogni fine settimana, è il momento di conoscere. Buongiorno Marco Amato, cosa ci riservano le stelle per il fine settimana?
Caro Angelo, buongiorno a voi e buongiorno Sicilia. Allora, dunque, le stelle di questa fine settimana sono alquanto interessanti. Iniziamo proprio oggi con un sole che chiede chiarezza, un sole che fa botte con Urano, quindi che ne ha piene le tasche di cose stravaganti o di eventi che si susseguono senza soluzione di continuità. Un sole che vuole stare calmo, dato anche il suo poderoso accordo con Saturno, il dio del tempo e della razionalità. La Luna si trova anch'essa in Sagittario dopo essersi fatta nuova. Cosa chiedono agli astri? Allora, per Ariete sarà un ottimo sabato, sì, molto iperattivo e pieno anche di passione. La domenica c'è una caduta di tono proprio perché la Luna entra in Capricorno, per cui sarà un po' urticante l'umore, non riuscirete a fare le cose che avete in mente, quindi sedatevi un po' e approfittatene un po' per riposare. Toro, per voi un sabato sine laude e sine infamia, mentre invece la domenica sarà splendida proprio perché avrete comunque la forza dell'unione, quello familiare, quello affettivo, quello di coppia. Luna in trigono, bellissima per voi, che fa risalire decisamente l'umore. Gemelli, per voi il sabato è un po' complicato proprio perché ci sono delle aspettative che probabilmente non saranno soddisfatte. Occorrerà analizzare bene, razionalizzare un po' sulle scelte fatte e soprattutto curare un po' meglio la comunicazione. Sono più questioni legate al lavorativo, mentre invece nella coppia continua un'attrazione. Cancro, per voi questo fine settimana è un fine settimana un po' complesso perché il sabato inizia in contoni un po' vaghi e con grandi aspettative di Giove. La domenica invece la Luna, la vostra dea, si pone in opposizione dal Capricorno creando un pochino di tensione nel rapporto di coppia. Probabilmente domenica sarà uno spazio ideale per discutere di qualcosa che avete rimandato tutta la settimana. Leone, ottimo weekend per voi che vede tutti i vantaggi e gli appoggi di un Sole, di una Luna e di un Marte e tutti i sagittariani. Forza e potenza del trigono, per voi risulta un weekend di passione e di grandi soddisfazioni che vengono dal lavoro, ma anche nelle uscite sociali e tra gli amici, quindi divertitevi. Vergine, è un sabato che fino alla fine vi chiede un tributo di fatica. La domenica è decisamente ideale perché per voi la Luna sarà in Capricorno e quindi di trigono e quindi inizia per voi un momento di raccoglimento affettivo. Avete più spazio per l'amore e un po' meno per guardare l'agenda. Arrivate stressati ma felici domenica. Bilancia, per voi invece un weekend fatto tutto di comunicazione, di relazione. Quando domenica però la Luna sarà in Capricorno tirerete un po' le somme. In taluni casi potranno essere delusive le comunicazioni, gli incontri o le transazioni, ma effettivamente c'è sempre una bella Venere che vi sostiene. Scorpione, Venere proprio nei vostri gradi e proprio per questo domenica sembra essere il giorno ideale di questo weekend. Il sabato è pieno di cose da fare, ma vi interessa poco. Domenica invece sarà una splendida giornata passata proprio ad amoreggiare. Sagittario, un weekend che vi vede abbastanza protagonisti, Sole, Luna, Marte, tutti nei vostri gradi zodiacali. Sta per arrivare anche Mercurio che ritorna in Scorpione, ma fa capolino ogni tanto per suggerirvi dovete essere un po' più calmi, meno istintivi e curare soprattutto il rapporto di coppia perché il partner chiede conto e ragione vuole chiarimenti. Capricorno, domenica è sicuramente la vostra giornata con una Luna che entra nei vostri gradi ad addolcirvi, una Luna che vi morbidisce, che vi fa vedere le cose in prospettiva. Bravi, è un momento ottimo per voi Capricorno e affettivamente ci sono delle dolcezze inaspettate. Acquario, il sabato è sicuramente la giornata ideale, quando invece domenica la Luna entrerà in Capricorno sarete un pochino più emotivi, distanti e confusi. Il sabato però è pieno di amici e di passioni che si susseguono, attrazioni e giochetti di intesa. Pesci, per voi è un weekend che arriva fino al sabato veramente pieno di impegni. Domenica è meravigliosa proprio perché c'è un momento di sosta, di affettività e soprattutto c'è la conferma di un grande successo per un familiare o per una persona a cui volete bene. Quindi in bocca al lupo a tutti e buon weekend. Buongiorno Angelo e buon Sicilia.
Grazie Marco, buon fine settimana anche a te, ci ritroviamo lunedì e adesso vado invece da Emanuela per leggere dai quotidiani qualche notizia capricciosa. Ma in realtà c'è una storia che sta un po' dividendo il nostro paese, lo vediamo sul Messaggero, di una famiglia. Questi che vediamo in questa foto sono Catherine e Nathan, due genitori che hanno scelto di far vivere i loro figli in una casa nel bosco, senza acqua potabile, senza elettricità, quindi insomma proprio a pieno contatto con la natura. È una notizia che ha diviso molto l'opinione pubblica, perché c'è chi dice che insomma non è un modo sano per fare crescere i bambini, altri invece che dicono forse è il modo più corretto, insomma, i bambini che stanno a contatto con la natura. Ecco, è arrivato il giudice che ha tolto questi 3 figli ai genitori e quindi il giudice trasferisce i bimbi del bosco. La notizia arriva da Chieti, l'ordine della toga, siano alloggiati in una struttura in città. I bambini sono stati portati in una struttura protetta assieme alla mamma e in questo momento nella casa del bosco ci sta soltanto il papà, però c'era un clima d'amore totale in questa famiglia. Staremo a vedere cosa succederà, perché tanti si sono molto indignati per questa storia, insomma, strappare 3 bambini che stavano bene con la loro mamma e con il loro papà solo perché, diciamo, hanno scelto di vivere in maniera non proprio convenzionale rispetto ai nostri tempi. Sicuramente ci saranno degli sviluppi, immaginiamo. Grazie Emanuela, buon fine settimana anche a te, buon fine settimana anche ai tecnici in regia che ci supportano quotidianamente. Buongiorno Sicilia torna lunedì, l'augurio a tutti voi chiaramente di un buon weekend.